ma ci servirà comunque per ridare un quadro generale ai contributi che le colleghe hanno fatto finora. Sì, infatti, grazie intanto della presentazione, ma soprattutto vorrei partire da una premessa, prometto brevissima, che dirò a lungo, ma che credo possa servire anche per fare un po' tanto il punto di un percorso che si sta delineando legato ad Anti, ma legato anche a un modo di intendere l'archeologia e lo studio dell'antico più in generale, che come si è visto sia sul versante italiano, degli archivi italiani, ma poi anche dei rapporti che questi archivi svelano progressivamente tra Italia e un Mediterraneo che si muove sempre di più all'epoca di Anti, sono forse la testimonianza di un modo di intendere anche la metodologia del rapporto con l'antico, di come ci si muove nella ricerca. E qui credo sia interessante notare che le definizioni che sono state date anche di Carlo Anti, no, a un certo punto è venuta fuori la questione archeologo classico, è anche un archeologo classico, non dico di no, però sicuramente è un archeologo che si misura con un mondo che non è solo quello classificato secondo gli schemi delle nostre discipline, ma che è molto più ricco e variegato e che forse è il risultato, diciamo, maggiore di quella che doveva essere la realtà antica. Qui era difficile separare chi era egiziano da chi era greco in una città del Fayum, per esempio. Detto ciò, comunque, passo alla breve nota con cui vorrei affrontare un tema che, diciamo, circonda Anti, quindi noi parleremo qui di Anti in maniera quasi, diciamo, di sfuggita, rispetto a quello che è un tema molto più ampio e complesso, che è quello dello sviluppo di un'archeologia nel territorio egiziano, prima di Anti, cioè quando Anti arriva, che cosa trova nella ricerca condotta sul territorio. L'attività di Carlo Anti in Egitto si inserisce in un quadro più ampio di riscoperta dell'antichità in quella terra che aveva visto fiorire principalmente una cultura, quella faraonica, ma che accanto a questa aveva poi compreso fenomeni di civiltà molto più complessi. Un quadro che vede attivi sul fronte di scavo e ricerca molti protagonisti che hanno legato il proprio nome non solo all'archeologia italiana, ma a episodi importanti per l'indagine in diversi siti egiziani. L'ampiezza del tema non potrà e non dovrà essere esaurita in queste poche osservazioni. Tuttavia proprio questo ampio tema sarà il filo conduttore di ciò che vorrebbe essere solo una riflessione, senza pretesa di esaustività, circa un fenomeno storico e culturale che segna una tappa fondamentale nella coscienza della cultura occidentale. Una coscienza che ha ormai superato quella fase di ricerca di antichità egizie, intese come meraviglia, apprezzata soprattutto da collezionisti. Questa fase, che contribuì però nel XIX secolo alla nascita delle grandi raccolte museali che ancora oggi custodiscono ingenti patrimoni di quell'antica cultura, e una più moderna scienza del passato nello schema di un più rigoroso approccio storico. Siamo ormai entrati a pieno titolo in quello spirito che la critica moderna, citando Jan Assmann, definisce antiquario. Un approccio che non elabora più il passato come testimonianza da far rivivere negli schemi di una scienza iniziatica o misterica, se non di tipo addirittura filosofico, come si può evincere da un trend di cui si hanno delle chiare testimonianze in epoca rinascimentale. Potremmo così parlare di un Egitto che diventa oggetto di interesse storico, uno dei territori del Mediterraneo che contribuisce ad affinare gli strumenti di una ricerca che può essere oramai classificata come scientifica, secondo i parametri moderni. Punto nodale di questo passaggio verso l'approccio moderno alla cultura egizia è senza dubbio la decifrazione dell'antica scrittura, divenuta così non più il segno di una sapienza celata o iniziatica, come per molto tempo si è definita, ma piuttosto come il tratto distintivo di una civiltà che seppe mantenere nel corso di più di 3 millenni una sostanziale coerenza culturale. L'approccio nei confronti di un territorio come l'Egitto si può leggere anche nelle trame di uno spirito colonialistico che caratterizza le potenze europee di fine Ottocento
È da questo atteggiamento che deriverà almeno una parte delle tendenze scientifiche verso l'antica cultura. Come ben definito dagli studi, infatti, lo sviluppo dell'archeologia e dell'antropologia nella ricostruzione del passato è anche figlio di una tendenza evoluzionistica che pone al centro della propria ricostruzione proprio l'Europa come punto d'arrivo di un percorso di crescita e di maturazione. Questo logicamente non giustifica una teoria evoluzionistica, ma sicuramente questa teoria ha contribuito, nel bene o nel male, a conformare l'approccio verso l'antico in determinate regioni del Mediterraneo. A corollario di questa tendenza può essere un metodo di ricostruzione fondato su un concetto che sta diventando sempre più importante e attivo nell'idea del passato, che è quello di memoria culturale, che proprio nei primi decenni del Novecento diventerà oggetto di un attento dibattito antropologico e sociologico. Questa trasformazione nell'atteggiamento verso il passato ha conseguenze sostanziali non solo per lo spirito con cui la cultura si misura con l'antico, ma anche nella più concreta organizzazione di indagine, raccolta e studio delle tracce di quel lontano passato. Lo spirito che accompagna questa trasformazione, frutto di una maturazione di ciò che era precedentemente semplicemente una curiosità verso un mondo esotico e lontano, si fa anche tappa fondamentale per la creazione di un sistema istituzionalizzato di coordinamento nella ricerca e di protezione delle antichità. Un passaggio epocale che proietta l'antico in una dimensione più prossima allo spirito moderno di conservazione e valorizzazione. Dalla ricerca di antichità, finalizzata alla sola acquisizione di oggetti, si passa, tra Novecento e Novecento, alla piena consacrazione di un più rigoroso lavoro di indagine, in cui l'oggetto e il suo contesto diventano un'unità inscindibile. E l'ultima relazione credo che sia evidente in questa prospettiva. Abbiamo chiaramente definito l'importanza di contestualizzare una materia che ha già una sua configurazione, come i papiri. Questo atteggiamento è tanto più importante se applicato in una realtà come quella del territorio egiziano, che per molto tempo era stato un terreno fertile per ricerche di oggetti di pregio, per la cui acquisizione si erano spesso perse informazioni preziose derivate da un contesto archeologico sino ad allora considerato praticamente ininfluente. Il fiorire delle attività di scavo che accompagnano l'affacciarsi del nuovo secolo segna pertanto un momento particolarmente significativo in Egitto. Il fiorire di missioni archeologiche, unite alla nascita di importanti istituzioni legate al paese o alle grandi potenze che dominano lo scenario politico del tempo, fornisce la premessa per un vasto impegno di indagine, in cui lo scavo è parte sostanziale, ma non l'unica, che consente la ricostruzione più ampia e articolata delle problematiche connesse con il mondo faraonico. Basti qui pensare, ad esempio, alle fasi più antiche della storia egizia, che emergono veramente da una nebbia, potremmo dire quasi, che le aveva avvolte per lungo tempo. Ed è qui doveroso il richiamo a una delle figure che hanno segnato la nascita di una effettiva archeologia egiziana, cioè l'inglese William Flinders Petrie, che tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo aprì diversi cantieri in Egitto. I risultati di queste campagne di scavo, regolarmente pubblicati per la serie della prestigiosa Egypt Exploration Society, costituiscono ancora oggi un repertorio di fondamentale importanza per il rigore metodologico nell'edizione e nello studio. Ma il contributo che maggiormente può essere attribuito all'archeologo inglese è l'aver messo a punto un sistema di seriazione dei reperti del periodo più antico, mirata a una loro datazione. Si delinea così un ulteriore passaggio verso un uso di materiali egizi che entrano a far parte a pieno titolo di una ricostruzione storica dell'antico. A questo nuovo atteggiamento verso l'oggetto da scavo si aggiunge una nuova prospettiva di indagine che delinea l'importanza del contesto di rinvenimento quale elemento essenziale per l'interpretazione dell'oggetto. La trasformazione nell'approccio che la disciplina archeologica applica allo scavo determinerà anche nuovi criteri espositivi. È il caso, ad esempio, delle immagini da scavo che cominciano a integrare anche gli allestimenti delle collezioni museali. Determinante nello sviluppo dell'archeologia egiziana a inizio secolo è l'equilibrio delle grandi potenze politiche. Un equilibrio che si riverbera nelle attività delle missioni archeologiche operanti nel paese, ormai regolamentate da un organismo statale unico, che ha alle spalle una storia già lunga.
Risale infatti al 1858, ad opera di Auguste Mariette, la fondazione del Service des Antiquités d'Égypte, attuale Sovereign Council of Antiquities. Strettamente legata all'organismo di salvaguardia dell'antichità è anche la fondazione di un museo atto a conservare una quantità di antichità sempre maggiore, frutto di una più diffusa ricerca sul territorio. L'incremento dei materiali portati alla luce nei cantieri di scavo è ben evidenziato dalla necessità di creare, dopo l'originario museo di Boulac, l'attuale struttura del Museo Cairota, di certo imponente, ma i cui spazi si mostrarono ben presto non sufficienti ad accogliere, tra gli altri, un corredo eccezionale come quello di Tutankhamon, portato alla luce nel 1922. Alla collezione Cairota si lega anche il catalogo generale, frutto di una volontà precisa di mettere a disposizione della comunità scientifica gli oggetti raccolti da scavo e conservati in museo. Si tratta di uno dei primi tentativi di edizione sistematica di antichità egizie, che seppur con i limiti di un'edizione ormai certamente datata, ha contribuito e contribuisce ancora oggi allo sviluppo della disciplina e della ricerca. Il riflesso degli equilibri politici nell'organizzazione delle missioni archeologiche in Egitto vede un ruolo di primo piano di Francia e Inghilterra. Missioni archeologiche sotto le relative bandiere operano in tutto il territorio, appoggiate a istituti e accademie che garantiscono la necessaria copertura scientifica e istituzionale. Certamente non sono queste le uniche nazioni che garantiscono attività di scavo in Egitto, ma sono certamente questi i due maggiori contendenti per il controllo nel coordinamento degli scavi e più in generale delle missioni straniere. Un ruolo di primo piano è attribuito alla Francia, come dimostra la figura del fondatore del Service des Antiquités, Mariette, e il suo immediato successore, Gaston Maspereau. A questa istituzione nazionale si nega anche la nascita dell'Institut Français d'Archéologie Orientale del Cairo, che ha mantenuto e mantiene tuttora un ruolo di primissimo piano nell'ambito della ricerca archeologica sul suolo egiziano. E saranno proprio le attività di missioni archeologiche a determinare talvolta momenti di particolare attrito tra le due potenze europee. Un esempio chiarissimo di questo equilibrio si può leggere nelle vicende che fecero da corollario alla scoperta della tomba di Tutankhamon nel 1922. Secondo una prassi ancora invalsa a inizio Novecento, i materiali provenienti da scavo venivano suddivisi tra la nazione della missione che scava e l'Egitto. E questa è la prassi che, come vedremo, consentirà all'Italia di operare sul campo e di acquisire una parte dei materiali di scavo. Al momento della scoperta della tomba, però, la prassi antica avrebbe quindi consentito all'Inghilterra, paese d'origine dell'archeologo Carter e del finanziatore Lord Carnarvon, di acquisire una parte consistente del tesoro regale. Tuttavia, già dal 1912 il regime del partage cominciava ad essere superato per affermare progressivamente il ruolo del Museo del Cairo quale destinazione finale delle antichità scoperte nel corso di scavi. A questa nuova situazione istituzionale si aggiunse certo l'eccezionalità del ritrovamento e difficili rapporti personali intercorrenti tra Carter e il rappresentante delle antichità incaricato di seguire le attività di scavo nella Valle des Rés, Pierre Lacaux, francese. Il risultato di questa combinazione, oltre al rallentamento del lavoro e a diverse controversie sul modo di procedere all'interno della tomba, fu il conferimento della quasi totalità dei reperti al Museo del Cairo. La reazione inglese può essere semplificata dalla scelta di Petrie, l'archeologo da tempo impegnato in cantieri egiziani, di sospendere qualsiasi rapporto con l'Egitto, spostando la sua attività nel vicino Oriente. In questa temperie così complessa e stimolante si inserisce la presenza dell'archeologia italiana. La storia del rapporto tra Italia e antichità egizie non può prescindere dal ruolo che ha rivestito il Museo Egizio di Torino, quale istituzione che prima ancora della nascita del Regno d'Italia segnò in modo inequivocabile l'interesse verso le antichità faraoniche. Se l'istituzione torinese può essere a buon diritto considerata una delle maggiori in Europa legate alle antichità egizie, essa non è tuttavia l'unica che ha contribuito alle attività di ricerche egittologiche anche sul campo. Possiamo infatti citare il Museo archeologico di Firenze, cui si legano i primi passi fatti in Egitto da Ernesto Schiaparelli, il cui nome si associerà poi a una serie di fortunate campagne condotte quando era direttore del Museo di Torino. Non va infine sottovalutato un aspetto eminentemente politico e diplomatico che si lega alle attività di ricerca sul campo. Le missioni archeologiche, allora come in tempi recenti, sono parte di una rete di relazioni in cui la componente scientifica è solo parte di dinamiche più ampie. I cantieri che l'Italia si trova a dirigere in Egitto diventano così, nella prospettiva politica, parte di un sistema di contatti importanti per la stessa immagine che il giovane Stato unitario
poteva dare di sé verso le potenze di più antica storia. Le prime esperienze di Schiaparelli come direttore della sezione egizia del Museo di Firenze, legate anche alla missione francescana di Luxor, segnano il rapido affinarsi di una metodologia particolarmente moderna nell'approccio al contesto antico. Questo atteggiamento avrà un peso determinante nelle successive campagne di scavo organizzate dallo Schiaparelli per il Museo di Torino. Lo studioso, infatti, con una geniale intuizione che già da tempo aveva sostenuto, vede nell'uso di discipline che sono ormai considerati validissimi e imprescindibili supporti dello scavo archeologico, l'antropologia, gli studi fisici, il restauro, ma la stessa fotografia, un supporto fondamentale per il lavoro sul campo. Il patrimonio documentario che venne lentamente raccolto nel corso delle campagne di scavo costituì una collezione parallela a quelle antichità che venivano acquisite dai musei italiani, prima quello di Firenze e poi Torino. Una collezione parallela, quindi, il cui studio potrà fornire ulteriori dati per mettere a fuoco le caratteristiche di una disciplina che si stava configurando ormai nella sua piena maturità. La serie di missioni condotte in Egitto da Schiaparelli sono però solo una parte delle attività italiane che nel paese aveva visto operare figure quali per esempio Evaristo Breccia o Giuseppe Botti, legati al Museo di Alessandria e che sapranno garantire la presenza italiana nel corso del XX secolo, insieme con figure quali Achille Vogliano, che opera anche lì nel Fayum. L'esperienza alessandrina è fondamentale per definire il ruolo dell'Italia in Egitto ed è un ruolo che logicamente dipende dal peso che la tradizione classica, intesa come archeologia ma anche filologia, ha negli studi alessandrini. In questa prospettiva è evidente il legame con il ruolo dell'archeologia italiana nel Mediterraneo, una ricerca importante che si era già affermata in cantieri come quello cretese e che vede, con la nascita a inizio Novecento della scuola di Atene, l'istituzionalizzarsi di una disciplina che si andava sempre più configurando come scienza internazionale e autonoma, non più semplice corollario di una storia dell'arte che aveva da tempo avuto un ruolo di primo piano nello studio dell'antico in Italia. In questa situazione complessa, che vede l'Italia operare accanto a nazioni europee quali la Francia, la Germania o l'Inghilterra, si assiste a una implementazione straordinaria di cantieri di scavo, che indagano il territorio seguendo direttrici ormai completamente diverse da quelle che avevano mosso l'interesse dei primi collezionisti. Da una ricerca di tipo eminentemente estetico, mirato all'acquisizione dell'oggetto di pregio e artistico, si passa a un interesse molto più ampio che lega l'oggetto al suo contesto, e proprio i cantieri che vedono coinvolte missioni italiane possono rappresentare queste nuove tendenze nella ricerca. Se da un lato infatti dobbiamo riconoscere una consolidata tradizione di studi papirologici che supporta scavi in aree come il Fayum, che rappresentano l'ambiente ideale per l'acquisizione di nuovi dati documentari, diverse sono le prospettive per quelle missioni che operano invece in contesti nuovi. Le motivazioni che spingono le nuove missioni a operare in modo più diffuso si possono legare anche ai progressi che la disciplina egittologica aveva fatto nella seconda metà del XIX secolo. Dopo un periodo di ricerca di materiali per le grandi collezioni, comincia a delinearsi la complessità di un mondo, soprattutto quello faraonico, che solo in parte poteva identificarsi con le antichità presenti in Europa. Scavi pionieristici condotti in siti divenuti poi tra i più rappresentativi dell'egittologia, come la necropoli regale di el-Kab ad Abido, costrinsero la disciplina a riscrivere ampie pagine della sua storia, che consentivano quindi l'emergere dal terreno di nuove e straordinarie testimonianze di un lontano passato. Non deve quindi stupire se vediamo l'apertura dei cantieri italiani in siti che avevano goduto sinora di una limitata attenzione. Celebri cantieri che videro missioni italiane, prevalentemente del Museo Egizio di Torino, ma non solo, operare in siti divenuti poi celebri, sono forse la testimonianza più eloquente di una nuova coscienza che mira ora a ricostruire contesti e ambienti antichi. Un lavoro che può dirsi concluso con il termine del partage che, ricordiamo, ha consentito a diversi musei italiani di implementare le proprie collezioni, ma che proprio ora si orienta verso nuovi orizzonti, fatti di raccordo e coordinamento con diverse istituzioni, anche straniere, che consentiranno di implementare quel quadro al quale, a fine Ottocento e soprattutto nel Novecento, hanno partecipato in modo attivo e scientificamente critico figure come Carlo Anti. Grazie per l'attenzione.